Allora, buongiorno, benvenuti, bentrovati, grazie a chi sfida il caldo e le bellezze concorrenziali del mare per questo discorso che potrà essere, no, non voglio che sia un discorso da addetti ai lavori, a meno che non c'è qualcuno strettamente interessato dagli argomenti perché magari lavora già nel cinema o ha delle curiosità particolari. Posso sapere? Assistente alla regia, benissimo. Allora, noi abbiamo qui 3 rappresentanti del Fare Cinema in Sicilia. Io sono Alberto Anira, il direttore artistico del Baria Film Festival, farò da moderatore, eventualmente da sollecitatore, ma credo non ci sarà molto da sollecitare perché gli argomenti sono tantissimi da stringere in quei 3/4 d'ora, un'ora che potremo fare di chiacchierata. Con me sono partendo dalla vostra sinistra Nicola Tarantino, che è il presidente o direttore della Film Commission, come si dice? Direttore, che significa una persona non popolare, ma che dietro le quinte sa benissimo e meglio di tantissimi altri che cosa, come, perché, con quali difficoltà e con quali poi opportunità e anche guadagni da un punto di vista finanziario, economico, significa fare cinema e far fare cinema in Sicilia. Marco Amenta, regista ma anche produttore, quindi ha questa doppia possibilità e doppia lettura del fare cinema in Sicilia, sia da un punto di vista artistico che da quello imprenditoriale, e Ivan Scinardo, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, che organizza e coordina la scuola documentaristica, ma anche al di là dei documentari comunque è la scuola che lancia dalla Sicilia alcuni dei prossimi cineasti degli anni a venire, quindi quelli che faranno cinema in futuro. Allora, Ivan Scinardo invece ci parlerà di chi farà cinema in Sicilia e delle nuove generazioni che stanno coltivando alla scuola. Tra l'altro la direttrice artistica della scuola è Costanza Quatriglio, che tra parentesi sarà con noi domani sera per ripresentare il cassetto segreto, e naturalmente quello della scuola di Palermo, un osservatorio particolare perché riguarda il documentario, ma appunto come nel caso di Costanza Quatriglio, a parte il fatto che oggi la differenza tra narrazione documentaria e narrazione tradizionale si sta perdendo, si sta confondendo o ibridando il più possibile, ma è poi naturalmente possibile passare da un genere all'altro. Innanzitutto voi formate da un punto di vista tecnico, io ti chiedo di illustrare il più possibile cosa fate e come insegnate a fare cinema in Sicilia, ma anche quali sono innanzitutto i vostri fiori all'occhiello di gestioni attuali o passate che sai e che non tutti sanno che si sono formate a Palermo alla vostra scuola. Grazie anche da parte mia per la vostra presenza in una mattinata così calda, dato che Marco ha messo un pezzettino anche di sé e della sua storia prima di parlare della scuola. Io mi sento un po' prestato al cinema da ormai 16 anni, vengo dal giornalismo, ho fatto nere giudiziaria, quindi voglio raccogliere anche gli stimoli che hai dato a proposito dei contenuti. Dico subito che fra i nostri lavori ad oggi siamo a circa 200 tra lungometraggi, corti realizzati dal 2009 ad oggi dai nostri studenti. Non c'è un solo lavoro che parli di mafia, che racconti vicende più o meno criminose della nostra terra. Sono tutte delle storie incentrate su persone comuni. Non voglio entrare nella parte didattica perché appunto la svolge egregiamente Costanza Quatriglio, ex allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia, oggi regista affermata, ha fatto del documentario uno dei suoi punti di forza della sua carriera. Il direttore artistico al Centro Sperimentale viene nominato dal Consiglio d'amministrazione ogni anno su delibera del CDA. Io entro al Centro Sperimentale nel 2009 con un incarico da addetto stampa. Dovevo promuovere il primo bando per allievi. Allora il primo corso era per documentario storico-artistico e docu-fiction, Paolo lo ricorda bene.
una serie di vicissitudini poi ci portarono a far crescere questa realtà e ti ringrazio Marco perché davvero io, non essendo palermitano, venendo dal giornalismo, ho avuto anche un approccio un po' più distaccato rispetto a chi fa il cinema, che ha veramente le mani in pasta, e mi rendevo sempre più conto che tanti giovani abbandonavano questa terra per studiare il cinema. Negli anni abbiamo affinato il corso, che oggi è un po' in assoluto forse un'avanguardia di quello che è il concetto del regista, perché a noi piace molto il concetto del filmmaker, un po' alla Michael Moore americana, e lo abbiamo fatto anche dotando i nostri ragazzi di uno zaino, proprio come fanno gli esploratori. Dentro abbiamo messo di tutto, dalle ottiche a un kit audio, e loro vanno anche per mesi a cercare e raccontare delle storie. Un riconoscimento importante che è arrivato alla scuola nel 2019, siamo stati riconosciuti per decreto ministeriale equipollenti alla laurea. E quello che è successo magicamente in questi anni è che davvero c'è stata un'inversione di tendenza. Molti studenti con una laurea al DAMS di Bologna, una laurea in cinema, hanno scelto di studiare a Palermo. E quello che si è creato è un modello virtuoso, perché questi ragazzi, dopo il triennio al centro sperimentale, non sono più andati via da Palermo. Molti hanno comprato casa ed esistono già 2 o 3 realtà di collettivi dei nostri studenti, quindi ragazzi del nord Italia che si sono messi insieme e che realizzano tanti lavori. Posso affermare con grande orgoglio c'è un 100% di occupati rispetto ai ragazzi che abbiamo formato. E permettimi Alberto ancora qualche minuto per dirti che ad aprile abbiamo fatto la cerimonia dei diplomi, che è un momento sempre molto, molto bello con le famiglie. Sono andato un po' a scavare sui numeri. Noi abbiamo diplomato quest'anno 9 allievi, ne abbiamo diplomati 81, quindi che si aggiungono ai 9, quindi 90, e 90 sono gli anni che festeggerà a novembre il Centro Sperimentale di Cinematografia. Rappresentare a Palermo la scuola di cinema più antica al mondo, credetemi, mi fa tremare i polsi, perché quando vado in via Tuscolana e sento l'odore delle pellicole della Cineteca, che tu conosci molto bene, avendo ricoperto egregiamente il ruolo del conservatore, e vedere, io ho voluto mantenere ai Cantieri Culturali alla Zisa, nel nostro padiglione, una mostra che racconta gli 80 anni, quindi è una mostra ferma 10 anni fa, che allora mi regalò Caterina D'Amico, che era la preside in occasione dei 50 anni del Gattopardo. E in quella mostra, che è proprio una galleria per chi entra al centro sperimentale, ci sono le prime aule di via Tuscolana, i primi provini, da Bellocchio a Raffaella Carrà, a Domenico Modugno, e questo ovviamente per ricordare ai nostri ragazzi chi siamo e da dove veniamo, perché non dobbiamo mai dimenticarlo. Permettetemi ancora di evidenziare questo lavoro che stanno facendo gli ex allievi. Noi riusciamo a organizzare dei progetti speciali. Ce n'è uno in particolare di cui vado orgoglioso, e non lo dico per piaggeria ma perché Nicola Tarantino lo ha fortemente sostenuto. Abbiamo realizzato la location guide su cloud, quindi la versione della location stampata su carta fu presentata nel 2009 in occasione dell'uscita del film Baharia a Venezia. E con Nicola abbiamo immaginato una cosa tutta nuova: coinvolgere gli ex allievi, andare a mappare 250 luoghi in Sicilia, isole comprese, insoliti. Si parla di cineturismo, noi siamo andati un po' in controtendenza, siamo andati a scoprire le miniere abbandonate, esperienza incredibile, quella dell'Italcali a Petralia, dove oggi esce il film di Joshua Oppenheimer, The End, distribuito dai Wonder, dove ci hanno fatto la prima dentro gli 80 chilometri di gallerie, che sono un'esperienza incredibile. Siamo andati
a scovare i fari, siamo andati in tutti i parchi archeologici, ma soprattutto tutti i siti di archeologia industriale. Ma l'aspetto interessante è che non abbiamo usato mai il drone, perché veniva anche facile. Ci siamo sostituiti, chiudo subito, al direttore della fotografia, cioè noi abbiamo fatto una simulazione per un produttore che dall'esterno deve venire a girare in Sicilia, che può immaginare tutti i generi, dall'horror al western. Vado controtendenza a quello che diceva il dottore Tarantino con The White Lotus. È facile raccontare la Sicilia con i circuiti del cineturismo, tocchi Taormina, tocchi Agrigento, ma è altrettanto difficile andare a scoprire una miniera abbandonata nel cuore della Sicilia come quella di Pasquasia, e quindi ci siamo andati a cercare dei punti di osservazione, sostituendoci un po' al direttore della fotografia di un'ipotetica produzione. Tutto questo è diventato un patrimonio di decine, se non centinaia di ore che la Film Commission mette a disposizione gratuitamente dei produttori. Per noi è stato veramente una gratificazione immensa. I nostri ex allievi hanno lavorato per quasi un anno in giro per la Sicilia a cercare luoghi inediti, e so che questa guida è stata anche più volte consultata attraverso appunto richieste che vengono fatte formalmente alla Sicilia Film Commission. Per cui io, questo è il mio 16° anno, quando arrivai ai cantieri culturali alla Zisa era terra di nessuno, credetemi. Quella era la pattumiera della città di Palermo, col sacco di Ciancimino, tutte le meravigliose ville Liberty che venivano abbattute per costruire i palazzi in cemento. Tutto quello che era amianto e materiale di scarico veniva scaricato in questi 55.000 metri quadrati che sono i cantieri culturali della Zisa. È stato un sindaco lungimirante come Leo Luca Orlando ad avere intercettato dei fondi di archeologia industriale e recuperato tutte quelle che erano le officine Ducrot. I Ducrot, questa famiglia incredibile che assunse più di 2.500 falegnami, trebanisti, artigiani, e dentro i cantieri realizzavano tutti gli arredi del Liberty, del Parlamento italiano, delle navi dei Florio. Questi padiglioni abbandonati vengono restituiti con un progetto di archeologia industriale, e tra questi il padiglione 4 è la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia. Un luogo aperto, un luogo anche e soprattutto di contaminazione culturale, perché ospitiamo molti eventi e soprattutto diamo la possibilità a molte produzioni, a molti addetti ai lavori di presentare da noi i loro film alla stampa. Mentre prima si sceglievano delle sale anonime di hotel, adesso si viene al centro sperimentale. Una sala bianca attrezzatissima e tecnologicamente avanzata è diventata la casa del cinema del reale. Quindi anche questo per noi è una grande vetrina per i nostri studenti, per mettersi in mostra, per farsi contaminare anche da registi che presentano i loro lavori e che nel contempo realizzano delle masterclass. Per cui la mia giornata oggi non è vana, e il mio invito è: veniteci a trovare anche per conoscere questa realtà. E voglio chiudere con una parola: il talento. Questa parola che purtroppo molti giovani siciliani non gli si viene detta. Riconoscere un talento. Ma perché Cunnesce a Rinnesci, Marco? Perché? E quindi se oggi ho una scuola con un 80% di studenti del nord Italia, forse qualcosa significherà. Grazie. Senti, ma no, rimani... Applauso. Grazie. Ai ragazzi più che altro. Una prolusione, possiamo dire, ma appassionata e sincera, profonda. Dove trovano i vostri studenti lavoro? Che cosa fanno usciti dal centro sperimentale? Allora, intanto la caratteristica del centro sperimentale è che è un po' come una bottega rinascimentale, si impara facendo. Tutti i nostri docenti, c'è un albo che viene tenuto, un albo nazionale, e quindi tanti professionisti possono iscriversi all'albo, scegliere le sedi di riferimento. A Palermo
abbiamo il documentario, a Milano la pubblicità, a Torino l'animazione e all'Aquila il reportage giornalistico. Una delle caratteristiche è che non abbiamo docenti fissi, un po' come la scuola di ruolo. Non esiste un docente di ruolo, ma esistono tanti docenti che vengono dal cinema, quindi sono maestri di cinema, e che succede che quando vengono a insegnare il loro modulo si portano poi i ragazzi sul set. Quindi per loro già dal secondo anno, il primo anno è più formativo in aula, ma già dal secondo anno è tutta un'esperienza che fanno sul campo, sui set. E quella è una possibilità enorme per loro di mettersi in evidenza. Noi facciamo anche delle convenzioni per fare i tirocini sul set. I nostri ragazzi sono molto, molto richiesti proprio per la preparazione, non soltanto su materie come la sceneggiatura, ma anche tecniche. Quindi i nostri ragazzi scrivono, girano e montano, cioè sono completi. Poi siamo consapevoli che non tutti e 12 quelli che prendiamo ogni anno, anche meno, faranno tutti i registi, è impossibile. Ma ognuno di loro, grazie anche all'offerta formativa del centro sperimentale, si specializza, Alberto. Per cui noi mandiamo i nostri allievi che vogliono, per esempio, specializzarsi nella fotografia, a seguire un intensivo a Roma, ritornare ed essere d'aiuto ai loro colleghi nella realizzazione. Il lavoro finale è un saggio, che è la tesi di laurea, che noi finanziamo, noi gli diamo materialmente i soldi, prevediamo un budget che varia da 5 a 10 mila euro, che non è male per uno studente, li prevediamo nel budget annuale, e loro realizzano l'opera prima, e arrivo alla risposta. Quell'opera prima consente loro di diventare in futuro un lungo. Cioè io ho delle esperienze di ragazzi, ne cito una, poi sono tantissime, ma c'è un ragazzo palermitano che si chiama Giovanni Totaro, che ha realizzato un film sul mondo delle cabine di Mondello, si chiama Happy Winter. Cioè lui per 3 anni ha piazzato le sue telecamere a Mondello e ne ha raccontato la vita degli amanti, delle partite di calcio, ha attaccato una camera a quello che vende il ghiaccio, il cocco. Ne è uscito fuori un capolavoro, quello fu il suo saggio di diploma, diventò un film perché grazie a quel saggio di diploma lui lo ha proposto nei vari pitch agli investitori e ha raccolto più di 1 milione di euro per fare il suo film. È diventato un lungo. Assolutamente. E poi questi collettivi, per esempio Stefano Savone è uno dei nostri docenti, e lui insegna alla FEMI, è palermitano, ha realizzato questo film in piena pandemia che è Le mura di Bergamo, nel periodo in cui non voleva andare nessuno. 5 ex allievi sono stati il suo supporto fondamentale sia per riprese sia per montaggio, per documentare le morti che avvenivano negli ospedali di Bergamo, che voi sapete erano comunque di dominio pubblico. Per cui 2 ex allievi hanno realizzato il documentario, il film che c'è su Netflix, la serie su Pino Maniaci, sulla sentenza Saguto, insomma un lavoro tra l'altro iniziato 5 anni fa da Davide Gambino e Ruggero Di Maggio, con immagini assolutamente inedite che sono contenute nella serie. Quindi sono già da quando studiano, Alberto, sono subito intercettati, e questo ovviamente mi fa tanto piacere. Sì. E poi quando vai a girare in Sicilia ormai lo sai, quindi ti chiami loro e chiedi per esempio chi sono i diplomati che possono lavorare. Noi i 2 ultimi documentari che abbiamo fatto in Sicilia, questo su Gramsci e qualche anno fa quello sul figlio di Vincent Schiavelli che torna in Sicilia, abbiamo chiamato loro e abbiamo preso il direttore di fotografia e fonici dalla scuola, quindi chi viene in Sicilia a girare ormai lo sa, soprattutto sui documentari, e chiede i nomi e fa lavorare questa gente, quindi questo, dicevo, è una cosa fondamentale. Sono diventati bravissimi nei backstage. Cioè Andò, quando ha fatto il direttore artistico per 3 anni da noi, subito i suoi ultimi film, voglio gli studenti del centro sperimentale. Ovviamente noi pretendiamo che li paghino. Io lì sono veramente molto antipatico. Bravo. Molto antipatico, perché pensano che sono studenti e devono lavorare gratis. Io mi arrabbio tantissimo, ecco perché anche persone importanti
che non capiscono questa cosa. Ma io gli faccio fare un'esperienza, ma tu vuoi un operatore da matrimonio che ti riprenda le conferenze, tu non vuoi un autore e quindi un regista. E allora lì le respingiamo tutte queste richieste. Bravissimo. Perché i ragazzi devono, finito il loro percorso formativo, di cui non li tocchiamo mai perché il calendario è blindatissimo e Costanza mi si cura quando spostiamo qualche allievo a fare qualche lavoro esterno, cosa che non avviene mai, ma quando finiscono la scuola loro sono dei professionisti e vanno pagati. Il lavoro va pagato. Io avevo una domanda per il direttore del centro sperimentale. Noto che molti ragazzi, e mi inserisco anch'io in questi ragazzi, sono molto sbandati all'inizio del proprio percorso per entrare appunto in questo mondo che è quello cinematografico, specialmente perché quello che dovrebbe essere un punto di inizio, come ad esempio il centro sperimentale o anche un'accademia di recitazione, diventa una via di mezzo, nel senso che si sa che comunque è complicato riuscire ad entrare, e quello che dovrebbe essere una scuola che con persone preparate che riescono a preparare per bene questi ragazzi che magari hanno tanta voglia di imparare, diventa invece un po' cioè come se fossero scoraggiati già dall'inizio, e quindi non sanno un po', si muovono un po' di qua e di là senza sapere bene dove appigliarsi per poter, diciamo, entrare in questo percorso. E volevo sapere lei cosa ne pensa a riguardo. Io prendo in prestito la domanda che ha fatto Alberto e la risposta che ha dato da bravo giornalista. Faccio sempre le sintesi: come gestisci le delusioni e soprattutto, diceva il dottore Tarantino, poi ci dispiace molto. Io ho fatto, per mia scelta da un paio d'anni, non faccio più parte della commissione di selezione perché caratterialmente prenderei tutti i ragazzi, cosa che è impossibile. Noi lavoriamo su piccoli numeri e sappiamo già che i ragazzi che si preparano al bando iniziano già 2 anni prima la preparazione al bando, per cui posso affermare con certezza in questi 16 anni di esperienza sul campo che nessuno viene a provare il centro sperimentale, nessuno fa un tentativo, vediamo se riesco, non esiste. Cioè, i ragazzi, abbiamo avuto delle esperienze, ne voglio raccontare una fra tutte. Un ragazzo è partito da Città del Messico a 20 anni, si è preso un aereo, ha preso la paghetta dei suoi genitori, si è venuto a sedere con un italiano stentato, ci ha fatto una lezione sul neorealismo, lì proprio ci siamo alzati, abbiamo detto se sei primo a entrare. E oggi lui si chiama Mario Estrada e non è più andato via da Palermo, ha preso una residenza con l'Istituto Culturale francese, il Goethe Institut tedesco, per cui posso affermare che ahimè la selezione è durissima. Noi facciamo una preselezione dei materiali, una prova scritta, una prova orale, una parte della prova orale è in inglese, e poi facciamo 2 settimane di propedeutico. Nelle 2 settimane di propedeutico il numero scende ancora di più, quindi ammettiamo mediamente 16-17 allievi aspiranti nel propedeutico per poi scendere a 12-11. Ma perché questo? Non perché siamo stronzi o cattivi, ho usato una parola forte, ma perché non possiamo permetterci che qualcuno si possa ritirare. In 16 anni abbiamo l'1%, cioè un solo ragazzo si è ritirato perché ha avuto problemi in famiglia e quindi doveva continuare l'attività della mamma, che è Giuseppe Carleo, che aveva fatto regia a Roma e che ha fatto un bellissimo film nelle Madonie che si chiama La bocca dell'anima, che vi consiglio di andare a vedere. E quindi i ragazzi che entrano hanno una solidità e una garanzia nel triennio, vengono molto seguiti, cioè noi addirittura a volte mettiamo 3 docenti su ogni allievo, per cui a noi piace moltissimo questa idea del lievito, dei ragazzi che diventano proprio i cineasti del futuro. E mi rendo conto, a noi arrivano per esempio tantissimi ragazzi dall'Accademia di Belle Arti che hanno fatto il corso audio video, quindi sicuramente ti riferisci anche a questo smarrimento, no? Però purtroppo questa è la linea che noi ci siamo dati, ma si riverbera anche negli altri corsi che abbiamo a Roma.
Il corso di recitazione sono 6 allievi su 2000 domande. Direttore del corso Giancarlo Giannini, cioè anche quello proprio per diventare attore è pressoché impossibile. Regia di finzione a Roma, 6 allievi, cioè il numero che noi abbiamo è fra i più alti in Italia. È una strategia del centro sperimentale, tant'è vero che molti vorrebbero immaginarla come un AFAM, come un conservatorio. È il centro sperimentale, è il diploma del centro sperimentale notoriamente riconosciuto dai registi, e quindi nel curriculum avere fatto il centro sperimentale è sicuramente una marcia in più. Cosa posso dire? Si può ritentare l'anno successivo, abbiamo tantissimi ragazzi che poi ritentano. Che poi sono riusciti a entrare. Quindi non scoraggiarsi. Altre domande? Grazie al festival che ci ha invitato. Grazie a voi per il vostro gentile intervento.